Terza gara casalinga ravvicinata per la Despar Trentino, che oggi alle 18 ha ospitato al Sambapolis la Saugella Monza per il recupero del match valido per il 10° turno d'andata originariamente previsto per il 4 novembre. Un altro incontro dall'altissimo coefficiente di difficoltà per Trento, reduce da 4 sconfitte consecutive, che con la sfida con le Brianzole ha chiuso il proprio vero tour de force proposto dal calendario, che nell'arco di 2 settimane ha visto i gialloblu di Bertini affrontare le prime 4 della classe, Conegliano, Novara, Scandicci e appunto Monza, con solo 2 set vinti all'attivo. Sono molte le giocatrici di spicco nella compagine lombarda, tutte nazionali, dalle Azzurro Oro, la regista, danesi centrale, parrocchiare libero, alle nazionali belghe come l'opposto Van Ecke e l'altro centrale Herman, mentre i laterali Meines, arriva dalla nazionale olandese, Becky da quella bosniaca e Orman da quella tedesca. Senza storia il primo set, con Monza subito avanti 8-5 e 16-11, chiuso senza sussulti da Monza sul 25-18. Secondo set più combattuta, con Monza avanti e Trento sempre attaccato, 8-7, 16-13, 20-17, poi sale in cattedra da Lise Van Ecke, che col suo turno in servizio chiude praticamente il set, 25-18. A strappi il terzo, dal 3 pari ritorna al servizio Van Ecke che porta Monza 8-3, poi quando sembrava fatta per il 3-0, 16-12, Trento si rifà sotto e costringe il coach Gaspar il suo primo time out di tutto l'incontro sul 19-18. Le sue giocatrici rispondono bene alle sue indicazioni, allungano 21-18 e 24-20. Poi ultimo colpo di coda della Delta Despar, che costringe il coach della Saugella al suo secondo time out sul 24-23. E anche qui le giocatrici rispondono presente e con una Davischiva da poco subentrata Orman chiude da posto 4. MVP dell'incontro Alessia Orro. Prossimi impegni per Trento in trasferta domenica a Chieri, mentre Monza ha terminato il girone d'andata e può concentrarsi sulla Champions. Ci hanno messo in difficoltà in attacco, alcuni money out, però dopo piano piano abbiamo iniziato a prendere le misure sia col muro che con la difesa e si è visto comunque il lavoro di squadra, tutta la squadra ha dato il suo contributo. Sono felice per questo, erano dei punti importanti per noi, per la classifica e per il morale e quindi niente, sono felice di aver aiutato la mia squadra.